Allora, ricordiamo sempre, vediamo di nuovo la locandina, basta l'invasione di cinghiali e nutrie, manifestazione con i trattori per proteggere i campi, domenica 26 settembre, ritrova alle 7:30 con i trattori presso via dei Tigli, Ospedaletti Ogano. Insomma, un modo per rendere partecipe tutti di un problema che devasta l'agricoltura, crea tantissimi danni e quindi bisogna in qualche modo arginarlo, perché questi animali si riproducono tantissimo. Se non se ne parla, sembra che il problema non ci sia, chi vive in certe zone se ne rende conto costantemente. Insomma, sono molto intelligenti, tra l'altro, riescono a superare tutti i limiti e i varchi che vengono creati dall'uomo. Sì. E voi la fate a livello unitario di Sì, lo facciamo insieme con i colleghi di Confagricoltura, e quindi questa iniziativa per noi è un elemento importante, guardi, perché è nelle manifestazioni più pacifica possibile e più laica possibile, però le manifestazioni sono elementi per noi importanti come organizzazioni agricole per far emergere di problemi quando ci sono, e quindi il problema oggi della fauna selvatica, delle nutrie, dei cinghiali in quell'area specifica della Bassa Padovana e soprattutto nell'area dei colli è un grosso problema per l'agricoltura, e quindi noi intendiamo e pensiamo che la manifestazione vada in questo senso, e quindi la possibilità anche di dialogare con la pubblica amministrazione, con i sindaci e anche con i cittadini per fare partecipi a tutto questo, penso che sia un elemento importante e di grande democrazia che ci contraddistingue. Un'altra battaglia che voi sostenete con forza, abbiamo dei dati nella zona della Bassa Padovana, del Polesine, è quella contro lo spreco alimentare. Leggiamo prima il messaggio. Buongiorno, vi ascolto sempre con interesse, sono un coltivatore diretto di Este e vi dico che il problema dei cinghiali esiste e tanto. Non mancherò al ritrovo che avete detto, grazie per l'interesse, scrive Tony. Grazie e ci vediamo il giorno della manifestazione. Perfetto, Ospedaletto Ogano. Ospedaletto, e poi andiamo a Vo nella manifestazione. Allora, spreco alimentare, che cosa sostenete da un po' di tempo? Guardi, purtroppo nello spreco alimentare ci accorgiamo solo sempre il 5 febbraio, perché il 5 febbraio è la giornata dello spreco alimentare. Okay. E poi non se ne parla più. E noi invece dobbiamo cercare, non solo noi, ma tutti, dobbiamo cercare di essere consapevoli del fatto che oggi lo spreco alimentare, anche se tra il 2020 e il 2019 è diminuito di circa il 10-12%, non siamo ancora sufficienti per una riduzione completa dello spreco. Ogni famiglia spreca a livello nazionale, regionale, Padova, 5 euro a settimana. Solo a Padova e lo spreco alimentare riguarda più di 100 milioni di euro all'anno. Quindi noi dobbiamo cercare di ridurre lo spreco alimentare con i nostri comportamenti. Lo spreco alimentare, l'80%, viene da prodotti freschi, quindi dall'ortofrutta, di cui 1/3 vi è uno spreco nella grande distribuzione, ma gli altri 2/3 è un spreco legato a noi, come ci prendiamo gli alimenti, come noi pensiamo di conservare gli alimenti, come noi pensiamo di riutilizzare gli alimenti avanzati, perché su tutto questo noi dobbiamo cercare di migliorare. Quindi guardare l'etichetta, non prendere più di quello che necessita, e soprattutto anche avere una cultura del riutilizzo dei prodotti fermi e quindi scaduti, penso che sia un elemento importante. Perché per alcuni è un deterrente, vedono la data in scadenza, buttano il prodotto. Invece... Assolutamente sì. Poi guardi, io un'altra cosa ricordo, che quel prodotto là, quel cibo là, costa energia, quindi gasolio, CO2, produzione di CO2, ma soprattutto costa anche acqua, costa produrre quello, e quindi a spreco alimentare dobbiamo capire che nel momento in cui noi riduciamo questo, vi è anche una riduzione complessiva anche di tutti quei elementi di costi, dei processi che l'agricoltura fa. Quindi ecco, su questo noi dobbiamo cercare di essere molto più attenti, essere molto più accorti anche nelle nostre modo in cui noi è che la nostra società è impostata in modo consumistico, per carità, però anche nel fatto che i tempi, gli spazi, i modi per andare a fare gli acquisti anche direttamente dal settore agricolo, anche negli spazi deputati, nelle piazze, quando c'è la CIA che vende prodotti della terra al campo e altri agricoltori, sono molto limitati, per cui quando uno ha l'opportunità fa man bassa di prodotti freschi, magari compra chili di roba eccetera,
e poi spera che questi possano essere consumati senza tener conto che, essendo fresco, magari non ha neanche fitofarmaci né niente, deperisce in pochi giorni. Si bisognerebbe fare come una volta, no? Che ogni giorno si andava al fruttivendolo a comprare la frutta, la verdura, eccetera, il fresco sostanzialmente. Invece adesso non è più possibile. Guarda, lei questo. ha detto bene, l'altro elemento importante è la vendita diretta, e quindi tra il consumatore e l'agricoltore penso che su questo noi anche oggi noi dobbiamo puntare, e su questo oggi più del 15% dei nostri prodotti li vendiamo direttamente ai consumatori, cioè dalle aziende ai nostri consumatori. Penso che questa sia l'altra risposta che noi dobbiamo dare allo spreco alimentare e al consumo dei nostri prodotti. E poi l'altro elemento che è molto diffuso è che quando noi andiamo ai supermercati non andiamo con la lista della spesa, ci siamo dimenticati, andiamo pensando di prendere ricordando e diventa dopo l'ispirazione. Esatto, la vedo bella, magari al posto di 1 chilo ne prendo 2, poi magari rimane in frigo e poi magari la butto in pattumiera. Ecco, su questo noi dobbiamo avere un'accortezza su questo, ma questo parte anche dal modo in cui noi dobbiamo fare emergere questo, e partendo anche dalle scuole, quindi far capire anche ai giovani, far capire anche ai nostri ragazzi l'importanza dell'alimentazione e l'importanza dello spreco, e quindi anche per questo penso che una delle politiche che noi dobbiamo individuare insieme anche con la Camera di Commercio, insieme anche con gli altri, è quella di far conoscere tutto quanto questo anche alle nostre scuole, anche ai nostri alunni e ai nostri bambini. Un altro messaggio: qualcuno potrebbe dire che bello i cinghiali che girano per i colli, ma ti assicuro che vederne una trentina insieme dà un po' paura, te lo garantisco. Sì, perché poi tra l'altro non è il cinghialino. Sì, ma oggi il problema del cinghiale è proprio questo, sono nel senso che vivono in branchi, ma tra l'altro creano anche incidenti stradali e quant'altro, e quindi oggi non è solo un problema legato specifico all'agricoltura che su una notte possono devastare 2-3 ettari di mais, ma è anche un problema anche di sicurezza stradale, perché molti incidenti oggi, soprattutto nei colli, capitano perché ci sono scorribande dei cinghiali e quindi non vengono evitate dagli automobilisti e si fanno ulteriori incidenti e quindi incolumità anche la nostra salute. Cosa fanno? Arano proprio il terreno, vero? Cioè, quando si vede il terreno smosso nei sentieri, arato... È come passa un aratro in alcuni casi, cioè loro partono da un punto e arrivano all'altro arando praticamente tutto il terreno. In una notte in molti casi deturbano tutto il nostro prodotto dei 2-3 ettari anche, quindi pensa 2-3 ettari? Sì, ma pensa lei quanti cinghiali vanno su quell'appezzamento e fanno man bassa. Ma perché danneggiano anche i vigneti? I vigneti vengono danneggiati non tanto nella vigna ma quanto nel grappolo, perché oggi i grappoli che vengono dai vigneti, loro si cibano del grappolo d'uva e quindi, quelli che pendono distruggono interi raccolti. Quindi sono proprio voraci. Assolutamente. E deterrenti non sembrano servire. Deterrenti non ce ne sono, se non quelle di le retine, sì, quelle cose di mettere delle reti elettrificate sull'intera azienda, oppure qui se le controllori. Quindi, però scavano sotto, mi dico. Però a volte scavano sotto, ma quindi bisogna stare molto attenti nel momento in cui vengono anche posizionate. Quindi oggi i nostri agricoltori stanno facendo questo, a volte è anche insufficiente. Voglio dire, mettere insieme gli agricoltori con i telecontrollori penso che sia una risposta concreta che noi possiamo dare a questo fenomeno. E le nutrie invece cosa fanno? Le nutrie danno altri problemi, soprattutto bisognerebbe chiedere ai nostri presidenti dei consorzi di bonifica perché gli grossi problemi che danno negli argini e che tane loro riescono a scavare, e quindi anche con le nutrie noi dobbiamo intervenire perché creano grossi problemi ai nostri torrenti e soprattutto ai canali irrigui, quindi su questo noi dobbiamo intervenire. C'è stata fatta oggi, in queste settimane, una norma che prevede anche in questo caso il controllore sulle nutrie, e su questo insieme con la Regione Veneto, insieme con gli enti proposti, ci stiamo adoperando per mettere giù le trappole per andare alla caccia delle nutrie. Quindi anche, attenzione, anche le nutrie adesso sono... Assolutamente, sono nel nostro mirino. L'ultima cosa, adesso chiudiamo, in provincia di Padova è anche molto limitato l'ambito, la pesca com'è andata? Perché c'è stato il blocco della pesca adesso, no? Guardi, c'è stato il blocco della pesca, ma anche in questo caso noi abbiamo una flotta di peschereggi che è la più grande dell'Adriatico e l'abbiamo tra Caule e sottomarina, e quindi la pesca è un settore importantissimo per il nostro settore.
va valorizzato, ma soprattutto va valorizzato anche il fatto che dobbiamo dare dei contributi per ammodernare i peschereggi. Quindi l'altro aspetto è proprio questo: noi dobbiamo ammodernare i nostri peschereggi per dare delle reti anche specifiche di pesca e per valorizzare il nostro prodotto. Su questo ci stiamo adoperando tutte le organizzazioni insieme con la Regione Veneto per dare una risposta concreta ai nostri pescatori che vanno alla pesca di un prodotto sicuramente genuino e molto molto importante del nostro settore. Dedicheremo anche un capitolo proprio della nostra trasmissione, una puntata al settore pesca più avanti. Grazie a Maurizio Antonini, direttore CIA Padova, di essere stato qui con noi, anche CIA Veneto naturalmente. Grazie, buon lavoro a tutti gli agricoltori. Vi renderemo partecipi delle diverse iniziative che ci saranno sul territorio e anche delle diverse problematiche. Voi come sempre scriveteci, ma soprattutto se avete delle questioni da risolvere recatevi presso le sedi su appuntamento naturalmente della CIA presenti un po' ovunque, non solo sul territorio padovano ma in tutta la regione. Buon proseguimento, grazie, a domani.